centinaia. Si poteva dare loro una lezione memorabile, ma sarebbe stata una battaglia i cui effetti avrebbero attraversato forse i 6 mesi dell'Expo. Perciò è stato scelto di chiudere un occhio e di non chiudere il cerchio, scriveva il giornale ieri. Lo si è visto in modo palpabile osservando i movimenti delle forze dell'ordine. Per quasi 20 minuti carabinieri e polizia hanno assistito senza reagire non solo alle imprese vandaliche degli incappucciati, ma anche agli attacchi diretti. Il primo e più violento in Corso Magenta. Ai sassi si è risposto solo con i lacrimogeni. I comandanti non danno mai l'ordine di caricare. Dietro ai reparti in prima fila ci sono appostati nelle vie del centro altri blindati e centinaia di uomini pronti a dare manforte, ma l'ordine della carica non arriva. Si aspetta che di devastazione in devastazione il gruppo dei violenti superi Piazzale Cadorna. A quel punto Celere e Battaglione Mobile si muovono. L'obiettivo è tagliare in due il corteo, isolare i black bloc, impedire che si possano proteggere dietro i settori pacifici della manifestazione. L'operazione riesce, ma per chiudere la morsa bisogna ripetere l'intervento all'estremità opposta per impedire che lo spezzone violento si ricongiunga con la testa del corteo. A quel punto i teppisti sarebbero in trappola. Dal punto di vista militare dello scontro fisico non ci sarebbe partita, ma l'ordine non viene dato. In via Guido d'Arezzo i black bloc riescono così a spogliarsi di armi e travestimenti. Di fatto si arrendono, perché da quel momento in poi non possono più fare nulla, ma viene loro garantita la via di fuga. Giusto o sbagliato? Se ne potrebbe discutere all'infinito, scriveva ieri Luca Fazzo, ma il racconto del durante si ferma qui. La Realpolitik ha portato a una decisione. Non inauguriamo l'Expo con immagini di teste rotte che chiameranno altra violenza. Il problema vero è il prima, quello che non è stato fatto e che già prima del corteo portava il vecchio poliziotto a parlare di settori fuori controllo. È la catastrofe dell'intelligence, che non solo non è riuscita a piazzare un infiltrato, ma nemmeno a raccogliere dai servizi segreti stranieri, che hanno anche funzioni di polizia e conoscono i violenti di casa loro, le indicazioni necessarie a prevenire la calata dei barbari, scriveva ieri il giornale. E poi ospitava anche un commento sulla vicenda, oltre alla notizia del presidente emerito Napolitano che se l'è presa con i giornalisti minimizzando il caos. Era la giornata dell'inaugurazione, hanno capovolto la realtà, ha detto Napolitano dei giornalisti, ma di capovolto, faceva notare ieri il giornale, c'erano solo le auto in fiamme. Oltre a questo c'era il commento ieri di Carlo Maria Lo Martire all'insegna delle parole del ministro Alfano, il quale, il ministro dell'Interno, soddisfatto per come sono andate le cose venerdì scorso a Milano, ha detto che abbiamo evitato il peggio, ha detto Alfano. Giacché, come è noto, commentava ieri Carlo Maria Lo Martire, al peggio non c'è limite. D'altra parte, la stessa rinunciataria soddisfazione è stata manifestata da quei commentatori che, spiegandoci che contro certa gente si può fare solo contenimento, non osano completare il concetto, cioè che poteva finire come col G8 di Genova. Dunque, commentava ieri Carlo Maria Lo Martire sul giornale, dobbiamo essere contenti e rassegnarci a vedere la città devastata in ogni manifestazione di civile dissenso e di pacifica protesta, almeno nelle intenzioni ipocritamente dichiarate. Perché questo è il punto. Ormai è chiaro che ogni corteo, anche solo di 1 migliaio di studenti contro la riforma della scuola, nel migliore dei casi lascia scritte e imbrattamenti dappertutto, su pareti, vetrine e portoni. Ma quando il gioco si fa duro, consente il saccheggio ai lanzichenecchi. E allora, se gli zelanti organizzatori dei cortei lo sanno, perché non evitano di promuoverne in continuazione? Perché almeno in certe occasioni non inventano altre forme di pacifica protesta che non lasciano spazio a black bloc e altre tribù criminali? Forse perché la devastazione finale la mettono serenamente nel conto, giacché non si spiega come sia possibile che i delinquenti vestiti di nero si infiltrino, tra virgolette, regolarmente e indisturbati nelle manifestazioni, dove anzi danno l'impressione di sentirsi ben accolti e tutelati. In cortei politici di altri tempi vigilava sempre un attento servizio d'ordine e l'infiltrato individuato veniva energicamente convinto ad esistere. Ora la sensazione invece è che i buoni, tra virgolette, siano fin troppo tolleranti con i cattivi, sempre fra virgolette, se non addirittura conniventi e interessati
alla loro presenza. Abbiamo evitato il peggio, gongola Alfano. Insomma, non c'è scappato il morto, dice il ministro dell'Interno, e neppure qualche ferito, se si escludono però 11 fra poliziotti, carabinieri, finanza. Ma quelli non contano, perché dal G8 di Genova è stata attivata una sistematica campagna di denigrazione e di depotenziamento della forza pubblica, tanto che in questa occasione essere riusciti a evitare lo scontro, anzi il contatto fisico, come dicono, con i violenti, è considerato un grande successo. Pazienza se a rimetterci sono commercianti e artigiani i cui negozi sono stati saccheggiati o incendiati. Non ce l'avevano solo con le banche cattive, i vandali, o decine di comuni cittadini che hanno visto le auto andare a fuoco. Alfano e i vertici della polizia assicurano di aver fatto un attento lavoro di prevenzione. Può darsi, ma ricordo, concludeva ieri Carlo Mariano Martire sul giornale, che la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata è stata condotta prima di tutto infiltrando informatori nelle strutture delle organizzazioni criminali e consimili. Ora è ben noto che i Black Bloc e gli altri personaggi di questo genere, compresi i cosiddetti writer, cioè i graffitari, sono in ottimi, regolari rapporti con certi centri sociali che li ospitano e li accudiscono amorevolmente quando dall'estero vengono in missione da noi. Possibile che non si riesca mai a bloccarli prima? Possibile che nel paese delle intercettazioni a strascico non si riesca ad agganciare i dialoghi di questi delinquenti? C'è chi dice che ci provino, ma i risultati non si vedono, scriveva ieri sul giornale Carlo Mariano Martire. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto, di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam. Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Una gustosa abitudine. Seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Sigel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo, che vi aspetta con lo staff di Radio Padania al pranzo di sabato 9 maggio al ristorante La Darsena di Vigevano, Pavia, via Lungo Ticino Lido numero 60. Prenotate, gente, chiamate 339 63 95 685 339 63 95 685. E in attesa di collegarci tra poco con Gianni Tonelli, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, vorrei citarvi anche il pezzo di ieri, sempre nella giornata di ieri, su Libero, in prima pagina, del direttore Maurizio Belpietro, sotto il titolo "Basta cortei nelle città". Ora sono tutti stupiti e indignati, ma si sapeva già come sarebbe andata a finire, tra giudici che liberano i delinquenti e agenti con le mani legate sempre sotto accusa. Bisogna ridare potere alle forze dell'ordine e confinare le manifestazioni in aree esterne alle città.
Che senso ha stupirsi di ciò che è accaduto a Milano, scriveva ieri il direttore di Libero Maurizio Belpietro. Era tutto previsto e scontato, non solo perché i giudici avevano rimesso in libertà e quasi con le loro scuse i giovani fermati con mazze, bastoni, benzina, kit per fabbricare bottiglie Molotov, e neanche perché si sapeva che alcune centinaia di bravi ragazzi si erano dati appuntamento a Milano con l'intenzione di metterla a ferro e fuoco, ma perché da tempo ogni manifestazione di protesta che veda la partecipazione dell'internazionale del casino finisce come è finita a Milano. E chi oggi, politici, editorialisti, vertici istituzionali, fa a gara a indignarsi, non si è accorto di ciò che è successo nel corso degli anni, diciamo dal G8 di Genova in poi? Dove erano quando, con la loro complicità e il loro silenzio, c'era chi provvedeva a legare le mani alla polizia, impedendo di fatto alle forze dell'ordine di intervenire contro chi scatena il caos? Gli sdegnati speciali che oggi attaccano gli agenti di polizia e i loro capi, scriveva anzi ieri Maurizio Belpietro in prima pagina su Libero, non hanno visto che ormai i poliziotti e i loro colleghi sono puniti più dei vandali che saccheggiano i nostri centri storici, ai quali invece, se rimangono vittime degli scontri, vengono dedicate piazze e perfino aule in Parlamento? Lo sanno i nostri difensori a tempo perso della legalità, che quando fermano un sospetto le pattuglie si raccomandano al cielo sperando che tutto vada bene, che il tipo non si ribelli e che non li denunci? Leggendone le reazioni viene da chiedersi se politici, editorialisti e vertici istituzionali siano mai scesi dal loro piedistallo per parlare una sola volta con un agente del reparto mobile, di quelli che le immagini delle TV riprendono in piazza con lo scudo e la visiera del casco, intenti a prendersi sputi quando va bene, sassi, vernice, bulloni, aste e tutto quanto capita nelle mani dei bravi ragazzi che protestano, scriveva ieri nell'editoriale in prima pagina sul quotidiano Libero il direttore Maurizio Belpietro. Ma intanto mi dicono dalla regia che dovremmo avere con noi, come annunciato prima, Gianni Tonelli, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP. Buongiorno intanto Tonelli. Buongiorno a tutti voi. Allora, ci sono tante cose da dire che poi per un verso, Tonelli, sono le solite, peraltro forse è occasione anche questa di puntualizzare alcuni aspetti. Lei è intervenuto duramente su quanto accaduto a Milano venerdì. Ultima l'intervista di stamani che abbiamo letto in rassegna stampa, potevamo prenderne 100 e ci è stato impedito, lei dice. Si parla anche di una trattativa polizia black bloc. Allora, intanto vorrei chiederle qualche approfondimento su queste due cose. Potevamo prenderne 100 e ci è stato impedito perché? E poi cosa vuol dire trattativa fra polizia e black bloc? No, adesso questa qui trattativa è una cosa che tacitamente si è sviluppata, ci si è prese le misure, diciamo, in piazza. La cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma vi sono anche delle videoregistrazioni nelle quali gli operatori vengono fermati, perché la disposizione era quella di non avere il contatto. C'è stato un momento in una piazza, adesso non ricordo il nome, in cui vi erano alcune centinaia di manifestanti che erano tra due schieramenti, tra i due più forti schieramenti, e potevano essere tranquillamente bloccati, circondati e fermati. Allora questo è il problema. Mentre in Germania ne arrestano delle centinaia, noi ne abbiamo arrestate 4-5, però questo è stato un prezzo altissimo, cioè il prezzo della rogna, della mancata rogna a questo governo, si è scaricato poi sulla città e sugli operatori di polizia. Poco me ne faccio alla fine che il sindaco possa risarcire, o comunque che alla fine soltanto 11 feriti da parte nostra, e però la cosa, almeno sono soltanto feriti e non è successo nulla di più grave. Però è stato un fatto puramente casuale. Non si può gestire l'ordine pubblico in questa maniera. Cioè un servizio efficiente, un bravo poliziotto è quello che cerca di prevenire un evento. Nel momento in cui si compie un fatto criminoso cerca di raccogliere gli elementi e di trascinare il responsabile di fronte al giudice per una condanna. Questo è il problema. Il nostro invece è un sistema che, se io l'altro giorno, mentre mi lanciavano delle molotov, tra l'altro di nuova generazione, che ci hanno sorpreso perché non hanno il drappo e quindi incendiato, quindi non si vedono, ma poi dopo si infiammavano pochi secondi dopo, 2 o 3 secondi dopo, quando oramai non c'era stato possibile di intercettarle, di individuarle come molotov, e quindi erano insidiosissime. Avessi
arrestato uno di questi ragazzi, di questi balestrati più che ragazzi, gli avessi detto: se non mi dici dove hai messo le molotov ti faccio passare un brutto momento, questo era reato di tortura. Ma che stiamo a scherzare? Questo è il paese in cui viviamo. Non è che abbiamo le mani, qui ci hanno legato mani e piedi e ci hanno detto non dovete fare. Però allora lasciateci dentro le caserme, perché se dobbiamo uscire fuori per dover patire impossibilitati a difendere una città e i suoi cittadini, l'incolumità, la proprietà privata e l'incolumità dei cittadini, e dobbiamo esporci ad inutili rischi, lasciateci dentro. Ecco, Tonelli, il giornale ha parlato ieri di realpolitik, no? Nel senso che facciamo così perché altrimenti poi l'Expo diventerebbe un inferno per 6 mesi, e comunque vogliamo evitare che ci siano scene, diciamo, pericolose. Diamo l'impressione che tutto è sotto controllo, scarichiamo sulle forze dell'ordine, come lei dice, qualche ferito in più, 0 mi sembra i feriti invece tra i manifestanti. Realpolitik, che tipo di realpolitik è? Lei ha avuto parole dure. Noi non possiamo essere l'ammortizzatore di queste tensioni anche sociali, perché quando il palazzo poi non è in grado invece, e sarebbe la sede naturale di dover affrontare questi problemi ed eventualmente lenire queste tensioni, si scaricano su di noi, e la realpolitik sta nel fatto che dover affrontare una politica dell'ordine pubblico secondo quelle che sono le regole del buonsenso e soprattutto i disposti dell'ordinamento comporta dei rischi, le possibilità di doverci esporre da parte di chi amministra l'ordine pubblico, quindi del governo, dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza, il ministro, per cui è più facile gestirlo in questa maniera. Si distrugge un po' di roba, poi magari si dice risarciamo qualche danno, qualche milione da tirar fuori, e cosa volete che sia? Non è. Io non lo so, queste devono essere scelte o indirizzi che devono essere condivisi. Io quello che mi sono riproposto quando ho visto questi fatti e quando ho analizzato la situazione e parlato con i miei colleghi, quantomeno di informare la comunità del paese. Poi ognuno si indirizzerà come vuole, voterà come vuole, però la gente deve sapere che a questi vandali, i nuovi barbari, i nuovi uni, viene consentito di poter distruggere le città e di attentare alla sicurezza della gente impunemente, perché in Italia è così, perché nessuno, cercando a perdere del tempo sugli alfanumerici, i numeretti, i codici, che sono la più grande stupidaggine perché si possono fare false denunce iosa. Lei pensi, se quella rumena che aveva lamentato di essere stato colpito da un operatore di polizia a causa di questo, che ha avuto un aborto, avesse trovato un numeretto per strada e avesse detto il 735KB, per fortuna poi il mio collega sarebbe già stato condannato, per fortuna vi erano delle videocamere e adesso la persona è sotto. Allora qui dovrebbero consentirci di arrestarle queste persone immediatamente, non ai fini punitivi, ma il giorno dopo per poterli trascinare immediatamente di fronte al giudice per una condanna certa. Altrimenti vi sono persone che, godendo della totale immunità e impunità, sono state denunciate per fatti come quelli dell'altro giorno oltre 70 volte e non pagheranno mai. Un suo collega, intervistato oggi dal Quotidiano Nazionale, dice più o meno le cose che dice lei. Dice: i black bloc si potevano bloccare, se ne potevano fermare parecchi, ma dalla vigilia si sapeva che l'orientamento era evitare il contatto a tutti i costi. Poi però c'è la gente che ci chiede a noi, forze dell'ordine, perché non li avete fermati? Siamo addestrati per fare queste cose, ma se non le dobbiamo fare, perché ci addestriamo? Ma è così, è l'Italia. Da una parte bisogna far finta di voler fare le cose, da quell'altra non si devono fare, perché ci sono vari motivi, ma in questa maggioranza vi sono un'infinità non un'infinità di soggetti, e quindi una percentuale molto elevata, che appartengono al partito dell'antipolizia, che comunque vedono una eventuale condanna. Se penso al senatore Manconi, che ha pubblicato l'altro giorno un libro, dice come sconfiggere il carcere, cioè lui vorrebbe abolire il carcere. Per carità, forse nel mondo del futuro sarà anche possibile questo, ma qui lo metterei alla stessa stregua di qualsiasi libro di fantapolitica o di fantascienza. Voglio dire, oggi io non credo che la società attuale sia ancora sia pronta e preparata per dire aboliamo il carcere perché è un istituto separato. E quindi se aboliamo il carcere cosa significa? Che le persone che devono andare in carcere vengono considerate le vere vittime della società, e quindi gli operatori delle forze dell'ordine o chi rappresenta lo Stato sono gli agostini di questa società, perché essendo incolpevoli queste persone sono come quell'imbecille l'altro giorno che ha lasciato quell'intervista a TGCOM24, alla fine essendo loro incolpevoli siamo noi che gli facciamo assumere una responsabilità ingiustamente, e per cui dobbiamo essere avversati.
Tonelli, qual è la sua opinione circa l'osservazione fatta da qualcuno che è mancata l'intelligence, cioè l'informazione preventiva, ma anche gli informatori dentro questi gruppi di black bloc? No, questo non sono d'accordo, nel senso che le cose come funzionano, come si sanno, funzionano anche abbastanza. Il problema è avere gli strumenti per poter intervenire, perché abbiamo visto l'altro giorno qualche perquisizione è stata fatta e abbiamo sequestrato, poi alla fine le persone non è stato dato il foglio di via. Se vengono trovate persone come a Genova con i bauli pieni di armi, di oggetti atti ad offendere, alla fine i provvedimenti non ne vengono presi, allora il problema è il sistema nel suo complesso, tutte le istituzioni che devono decidere cosa voler fare. Ecco, perché altrimenti non siamo in grado. Qui non basta fare una legge. In Italia abbiamo il più alto numero di leggi, ma il più basso indice di effettività di queste, perché non basta fare una legge o avere una regola, ci vuole la volontà per rendere effettive queste norme. E in Italia questa volontà non c'è, perché ogni volta che si può, pensate a Facebook l'altro giorno, che sembrava che fosse scoppiato il mondo, perché cosa? Per un improvvido magari parere di un mio collega, un dirigente è stato trasferito perché ha messo un mi piace che significa ciao, neanche ha visto magari il contenuto. O pensate, se penso un anno fa agli applausi del SAP, quando tra l'altro smascherati da noi con uno schermo che abbiamo montato davanti a Palazzo Montecitorio, 4 metri per terra, per far vedere che era una cosa falsa, eppure per un mese avevamo oscurato i mali del mondo. Quando c'è da dare in testa alle forze dell'ordine o di contrastarle, parte il partito dell'antipolizia, sono come i black bloc proprio, si imbrancano e partono via. Tonelli, se lei ha ancora qualche minuto sulle leggi, poi le devo chiedere un'opinione perché ne leggiamo oggi sui giornali. Però intanto, a proposito invece della distinzione fra buoni e cattivi, perché buona parte di costoro, black bloc o che dir si voglia, erano stati ospitati in centri sociali ben noti a Milano, cosiddetti... Io qui avrei parecchi interrogativi su buoni e cattivi. Appunto, dico, questa distinzione buoni e cattivi, secondo lei come va valutata dal suo punto di vista? Direi tra qualche buonino nel mezzo, molti ipocriti e cattivi. Ecco, questo è perché sono quelli che lasciano fare il lavoro sporco agli altri perché o non hanno il coraggio o non si vogliono esporre. Perché adesso che mi vengono a dire che quei 500-600 persone, soggetti dell'altro giorno, hanno potuto fare in maniera non visti da nessuno. Io so che se vado in una manifestazione del genere e mi permetto di fare un gesto che non dovevo fare come operatore di polizia, mi trovo 500 riprese e il giorno dopo ci sono 4 avvocati di strada che sono dal magistrato a fare la denuncia. Mentre invece lì nessuno ha visto niente, nessuno ha fotografato niente, nessuno ha ripreso niente. Oggi abbiamo 50 telefonini in tasca tutti. No, perché si tratta di connivenza. A questo punto uno potrebbe pensarla come il direttore di Libero che citavo prima, Belpietro, basta Cortei nelle città se le cose stanno così. Che non è un passo, certo. che non è un bel passo però in termini, diciamo. Ma è un brutto passo. È un brutto passo perché vuol dire rinunciare a uno strumento di democrazia come quello che è una manifestazione. Ma in Italia si deve manifestare pacificamente senza armi. Questo è il sale della democrazia, il concetto di dover accettare di poter manifestare, ma di farlo non imponendo il proprio pensiero con la violenza e con le armi, ma con la forza delle ragioni. Questo invece in Italia non avviene. Allora, prendendo atto che da una parte non avviene, da una parte non c'è la volontà del sistema per rendere effettivo questo principio di democrazia fondamentale, e allora a questo punto andate a manifestare in riva al mare, almeno urlerete con i pesci. Ecco, Tonelli, un cittadino normale, come me del resto, lettore di giornali o comunque chi ha osservato i fatti, rimane sconcertato nell'apprendere, ma già l'avevamo saputo prima di venerdì, prima del 1° maggio, no? Che alcuni erano stati fermati, trovati magari con arsenali negli appartamenti o nelle auto, però non erano stati espulsi né soggetti ad altro tipo di restrizioni. Oggi leggiamo di magistrati complici dei black bloc, questo per la verità è il titolo del giornale, però insomma il fatto sta è che alcuni di costoro sono stati fermati e poi liberati. Perché è stato creduto da parte di un giudice che erano dei graffitari, dei writers come si dice adesso. Anzi, il giudice ne ha lodato l'impegno antifascista di alcuni di costoro. Assolutamente. Nonostante avessero l'arsenale in auto, no? Il giudice si è già risposto da solo con queste dichiarazioni. E poi si scopre anche che hanno un avvocato di fiducia che è uno dei legali degli anarchici e dei centro sociali milanesi, diciamo così, no? Anche questo è la scoperta dell'acqua calda. Purtroppo per chi lavora nel sistema. Cioè, io so che se da poliziotto vengo accusato, magari anche ingiustamente, di una cosa che ho fatto durante il servizio, il mio processo vola. Io lo vedo statisticamente, quindi non voglio arrivare a conclusione, ma io vedo che quegli altri si impantanano. A Bologna ci sono persone che sono state denunciate, oltre
70, il numero esatto è esatto, 70 volte per fatti concernenti l'ordine pubblico economicamente inequivocabili e incontrovertibili a loro carico, eppure non sono mai stati condannati e mai lo saranno. Perché, caso strano, questi procedimenti tra Stecca, Garbugli, Cavilli, Cavellini, Cavilletti, rinvii, rinvietti, alla fine i soldi ce li hanno perché gli avvocati li pagano e questi qui finiscono tutti in prescrizione. Allora, l'essere fondamentale è questo della nostra proposta: arresto immediato, sei travisato, ti arresto immediatamente, perché se tu vai in piazza travisato, con dei bastoni, con degli scudi, con un casco e con delle molotov o delle bombe carta, tu attenti alla vita delle persone, mia prima di tutto come appartenente alle forze dell'ordine. Io quindi ti arresto e il giorno dopo ti porto in giudizio per direttissima affinché tu possa immediatamente assumerti la responsabilità, altrimenti il sistema come è attualmente è un'istigazione a delinquere, perché garantendo l'immunità e l'impunità è come dire tutti i ladri, e infatti già in Italia succede e vengono in Italia per questo, tanto in Italia non paghi mai, quindi fai come vuoi. E quindi quando poi viene arrestato, come a Bologna l'altra settimana da un mio collega, il ladro, questo rumeno, in maniera beffarda gli ha detto che professione fa, perché si compilava la denuncia per la denuncia piede libera, il foglio, dice ladro, in maniera beffarda, come per dire: che mi fai? Sono un ladro io. Direi che quello che lei dice è chiaro, insomma. Poi alla fine uno che si manifesta, si presenta in piazza, come lei dice, col volto coperto, coi bastoni, con la molotov, con tutto il resto, non credo che servano molti altri indizi per capire cosa voglia fare. Eppure non è possibile arrestarlo. Ecco, ma perché? C'è la denuncia, ma non c'è l'arresto obbligatorio, perché il presupposto perché la normativa non prevede l'arresto obbligatorio. E questo è il problema. Se ci fosse l'arresto, in modo che io sono obbligato a arrestarlo, allora la condizione di arrestato è quella che mi fa accedere al giorno dopo al giudizio per direttissima. Se invece altrimenti lo devo denunciare a piede libero, oppure, siccome non c'è l'arresto con il differito, io poi identifico la persona con filmati, il lavoro che fanno le nostre Digos, la scientifica e tutto, e poi ti denuncio successivamente. Il procedimento va alle calende, va in prescrizione, saluti e baci, oneri per lo Stato, quindi siamo due volte cornuti e mazziati. Però qualcuno argomenta oggi sui giornali, Tonelli, che in realtà il funzionario di pubblica sicurezza può valutare se ci sono le condizioni per procedere a un arresto immediato oppure no. Dipende quali sono le condizioni. L'arresto per l'attravisamento c'è la denuncia, non c'è l'arresto. Ecco, quindi deve essere dall'ordinamento, ma questo è l'operatore di polizia, non soltanto il funzionario, anche il semplice agente. Certo. Il problema è che l'ordinamento ti deve dare questo strumento. Infatti domani invieremo, anzi non domani, oggi inviamo a tutti i parlamentari della Repubblica e quindi Senato e Camera la nostra proposta per l'ordine pubblico, dove ci sono tantissime, che è lo studio da parte nostra da numerosi mesi, nella quale si parte con: intanto garantiamo tutti, mettiamo in discussione prima gli operatori, videocamere su ogni auto, su ogni divisa, in modo tale che sia chiaro quello che succede, e se sbaglio come operatore di polizia pagherò, ma se sbagliano gli altri pagano gli altri, come deve essere. E infatti il giorno prima, siccome hanno paura di queste videocamere, nella manifesta, visto che parlavamo prima di fiancheggiatori oppure di buoni e cattivi, i manifestanti del giorno prima, faccio notare che con le bombolette spray facevano la caccia alle videocamere dove ci sarebbe stata la manifestazione il giorno dopo. Questo al cantante là, non so come si chiama. Fedez e compagnia. Questi erano i fiancheggiatori, erano i guastatori, si chiamerebbero nell'esercito, quelli che mettono le mine o che cercano di guastare, poi invece ecco, questi andavano a fare, il giorno prima andavano a guastare, a imbrattare, a offuscare, oscurare le telecamere, in modo tale che il giorno dopo si potesse fare quello che si vuole. Allora, prima videocamera, secondo, arresto immediato per i reati di danneggiamento grave e per travisamento, e DASPO arresto differito, quindi se io riverifico il giorno dopo che tu eri lì in piazza perché non ho potuto arrestarti nell'immediato, ma ho delle prove incontrovertibili e inconfutabili come delle video riprese, ti vengo a prendere e ti arresto e ti porto dal giudice per farti condannare. DASPO per le manifestazioni non soltanto sportive ma anche queste politiche, perché alla fine se sta Gentaglia qui si è presa da 70 denunce, ma perché non la si deve inibire per dover andare in piazza? Tonelli, l'arresto in flagranza differita è quello che mi pare proponga adesso il ministro dell'Interno, Alfano. Ma Porino si è svegliato adesso anche lui. Volete che vi dica? Sono anni che glielo dico, che glielo diciamo. Ma è così vero, diciamo, che la nostra legislazione è in ritardo su questi temi?
La nostra legislazione è volutamente, con coscienza e volontà, impantanata. Perché in ritardo sarebbe quasi presupporre una inconsapevolezza. Qui invece con coscienza e volontà impantanata. Qui c'è il partito dell'antipolizia che lavora bene su questo. Ultima Quelli cosa. che vedono, perché vede, non è un problema filosofico, ma è un problema centrale. E lo accennavo prima. C'è chi mette al centro del sistema, quindi del proprio programma politico, della propria visione della vita, della concezione del modo di servire il paese, la brava gente, come era mio padre, come mi hanno insegnato a lavorare, a fare poche storie, e c'è invece chi mette i mascalzoni, le devianze, perché le devianze, come dicevo prima, sono figlie di questa società e quindi la brava gente deve patirle, perché mentre godono delle cose positive della società devono anche patire di quelle negative. Questa è la deformazione mentale. Ecco, perché parlare in effetti di legislazione in ritardo, insomma, fa un po' sorridere, no? La legislazione è stata scelta in questo modo. Lei dice volontà. L'ultima cosa che le volevo chiedere... Solo intenzionale. La questione del DNA, leggiamo oggi sui giornali, le tracce di DNA, 14 greci sottoposti a prelievo forzoso del DNA per confrontarlo con quello che sarà estratto da caschi e vestiti lasciati sulla strada dai cosiddetti black bloc. È un po' macchinoso però il discorso. Ma lasci perdere, ma mi viene da ridere. Ma si potrebbe fare la norma in 2 righe che io ti posso arrestare e poi quando come l'altro giorno ti arresto, stiamo a pensare al DNA. Ma il DNA lo vado a prendere su un coltello per uno che ha ucciso, per un seriale o altre questioni, ma che stiamo a dire qua? Purtroppo questi sono gli strumenti adesso che dobbiamo, non lo so se siano delle prese in giro o cosa si debba fare. Ecco, per quanto riguarda poi la questione delle indagini a posteriori, diciamo così, c'è già qualcuno che dice ma qua ci vorranno mesi e mesi prima di avere qualche risultato, perché bisogna esaminare filmati, fotografie, magari anche quelle fatte dai cittadini, e poi cosa si fa? Niente, poi vengono denunciate a piede libero, inizia questo procedimento, come l'ho detto prima, alla strega di quello che ne ha preso più di 70 di denunce, poi i procedimenti si impantaneranno, cavilli, cavillini, cavilletti, arriverà la prescrizione e salute e baci a tutti. Se lei ha 2 minuti ancora, magari sentiamo anche se c'è qualcuno che è all'ascolto e che vuol fare qualche domanda, può farla in pochi minuti ancora, abbiamo a disposizione, 02 66 20 35 29, con noi Gianni Tonelli, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Chi vuole intervenire adesso può farlo. Intanto le chiedo un'altra cosa, perché tra le cose che ho letto stamani ho visto che tra il materiale sequestrato preventivamente dalle forze di sicurezza, di polizia, c'era anche, mi pare che riguardi questo caso, i francesi che sono stati fermati a Genova, del materiale dei libri in lingua araba. La cosa mi ha colpito perché non vedo cosa c'entri il cosiddetto antagonismo no TAV, no Expo e compagnia bella con libri e dispense in lingua araba. È una cosa significativa dal suo punto di vista o non ha senso? Io non ho informazioni per dare in questo momento un significato alla cosa. Mi lascia un po' stupefatto me, si possono formulare delle ipotesi astratte ma rimangono astrazioni. 2 telefonate allora, 2 telefonate. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, prego signora. Sì, ciao Giulia, sono Cristina da Monza. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere il dottor Tonelli e mi sono congratulata con loro. Comunque io sono d'accordissimo, qui non c'è la volontà politica perché deve andare così il progetto. E l'ha detto anche Scotto di SEL, che queste notizie passano sotto silenzio, che ha detto che questi delinquenti sono espressione dei poteri forti, cioè poteri forti, possiamo comprendere tutto, ma noi lo capiamo bene. Allora, ordine, caos e ordine, questo è il progetto. Per cui andate avanti così, io non so cosa dire, siamo tutti solidali con voi perché vi hanno messo veramente le manette a voi, ecco. Bene, grazie. Hai altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a Tonelli. Io porto un'esperienza mia, non è una bella esperienza, però è giusto che chi sbaglia paghi. Io sono un daspato dello stadio, ho sbagliato, ho pagato, però posso dire una cosa, ho sempre portato rispetto, ma veramente rispetto, alle forze dell'ordine, e quando vedo certe cose in piazza, cioè si riesce ad andare a bloccare chi sbaglia allo stadio,
e non si riesce a prendere 4 delinquenti veri che possono essere delinquenti come lo siamo stati noi al tempo, ok? Perché bisogna stare attenti che non venga fuori chissà cosa. Milano distrutta e il paradosso è un altro. Ieri per difendere qualcuno comunque i Celerini e la polizia hai dovuto intervenire. A Bologna con il Premier. L'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao Giulio, sono Pierluigi di Bergamo. Buongiorno Pierluigi. Io volevo dire due cose. Uno mi ha anticipato un po' il signore di prima. Anche io mi chiedo come mai gli ordini sui tifosi di calcio violenti invece siano quelli di menare, di arrestare. A Bergamo abbiamo visto di tutto e di più. Mentre con quella gentaglia lì di Milano che ha incendiato macchine ai privati, che ha fatto di tutto e di più, gli ordini erano di star fermi. Questa è la prima. La seconda cosa è invece questa. Chiederei ai poliziotti, vista la situazione in cui i cittadini onesti sono i cretini di turno, noi dobbiamo essere fermati ai posti di blocco, dobbiamo essere perquisiti, abbiamo le prove alcoliche, abbiamo di tutto e di più, e i criminali non fanno niente e i poliziotti non possono fare nulla, perché questo lo vedo anch'io, perché mai i poliziotti e i carabinieri ovviamente non si ribellano. Bene, allora, Gianni Tonelli credo che possa stare con noi anche dopo la pubblicità, per cui lo ringrazio della cortesia, sì. E le risposte agli ascoltatori le può dare dopo la pubblicità. Allora ci risentiamo tra poco. Grazie Tonelli. Perfetto. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto, deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su volkswagen.it. Nel paese del signor Balocco, i biscotti sono così buoni che ti mandano in vacanza. Compra 2 confezioni di biscotti. Puoi vincere ogni giorno un buono eDreams da 1.000 euro per andare in vacanza dove vuoi. Regolamento sul sito balocco.it. Fate i buoni. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, rieccoci in onda con Gianni Tonelli, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Prego Tonelli,
sulle questioni No, poste. partivo proprio dall'ultimo ascoltatore, perché non ci ribelliamo. Cioè, come in democrazia si manifesta pacificamente e senza armi, ossia secondo le regole, anche in democrazia altrettanto, soprattutto le forze dell'ordine, devono mostrare il loro dissenso, il loro disappunto verso alcuni aspetti della loro professione o quello che succede, sempre con la stessa logica, nel rispetto delle regole. Io infatti non lesino sul circuito mediatico, sono qui apposta, quelle che sono le critiche e le disfunzioni che il sistema, purtroppo, al quale il sistema ci condanna, però è chiaro che lo dobbiamo fare pacificamente, senza armi, questo è solo, ma nel rispetto delle regole, quindi non è che possiamo rifiutarci di disobbedire agli ordini, anche perché noi possiamo criticare, giustamente, se c'è una legge ingiusta tutti noi siamo tenuti a rispettarla e magari raccogliamo le firme per un referendum, però fino a quando è in vigore le regole bisogna che le rispettiamo. Allora, abbiamo la possibilità di tenere aperte le linee telefoniche, dottor Tonelli può rimanere con noi ancora per un po', quindi 02 66 20 35 29. E poi le voglio chiedere rapidamente, in aggiunta a ciò che le chiederanno adesso i due ascoltatori in attesa, la questione degli equipaggiamenti alla quale fa riferimento il poliziotto che citavo prima, intervistato dal Quotidiano Nazionale. Anche sugli equipaggiamenti ne avevamo parlato tanto tempo fa, Tonelli, dice il suo collega, qua anche gli anfibi con la suola antiperforazione ce la siamo comprata da noi per stare tranquilli. Siamo ancora messi come nelle condizioni di qualche mese fa, è cambiato qualcosa? Nulla? Non è cambiato niente, anzi peggiorerà per un motivo. I tagli e la spending review ci portano a restrizioni sempre più purtroppo pregnanti. Se lei pensa, le do un dato che tutti comprendiamo perfettamente, nel 1992 avevamo l'equivalente di 90 milioni di euro per l'equipaggiamento e il vestiario, oggi ne abbiamo 15,8. L'anno scorso abbiamo inaugurato, quindi in questo caso mi rivolgo ai cittadini milanesi che potranno essere testimoni, quella che io ironicamente ho definito la disforme, contrariamente all'uniforme, perché era la nuova divisa che veniva data in dotazione agli operatori per il controllo del territorio. Se dipendevi da un commissariato non avevi titolo alla disforme, ma avevi la vecchia divisa ordinaria. Se invece eri in questura avevi diritto a quella, perché non c'erano i soldi per comprarle per tutti. Ecco, quindi in un contesto del genere io le lascio immaginare quelle che possono essere le restrizioni relativamente agli equipaggiamenti, ma una cosa bellissima da fare, visto che abbiamo chiesto proprio anche per motivi di antiterrorismo al Premier Renzi, abbiamo distribuito 500.000 cartoline per gli incroci, rubando il posto e lavavetri per attirare l'attenzione, e nelle quali c'era questo corso antiterrorismo e il dovuto equipaggiamento. Voi, se faranno un esercizio, saranno in grado tutti i vostri ascoltatori di farlo, di andare su YouTube e guardare i filmati della manifestazione che si è svolta a Tunisi, paese che è considerato da noi del terzo mondo, e si guardi l'equipaggiamento delle forze dell'ordine rispetto ai nostri. 10-0, siamo noi il paese del terzo mondo. 2 telefonate, pronto? Allora, buongiorno. Buongiorno. E prima che mi dimentichi, la cosa secondo me abbastanza importante, se il dottor Tonelli lavora sul territorio solo di Milano città, con le sue squadre, oppure anche in altri luoghi, qualora fosse su Milano, se ha un sito di riferimento, qualora ci fosse una necessità a cui rivolgersi direttamente a lui, prima. Sì. Prego, ecco, no, poi volevo chiedere, io ho trovato ridicola, imbarazzante quella dichiarazione di Pisapia fatta subito dopo aver partecipato all'inaugurazione dell'Expo, che ha sentito che era al corrente di quello che stava succedendo, lui che sempre dentro nel sangue è di Rifondazione Comunista, quindi sappiamo i fatti che succedevano all'epoca quando lui era un ragazzo, un giovanotto come quelli di adesso, era partecipe pure lui. Quindi imbarazzante anche il fatto di chiamare i milanesi, e i milanesi ancora più imbarazzante che in 20.000 che sono arrivati a pulire. Ho visto facce giovani, quindi forse ignare di quello che era il passato. Dovrebbero essere documentati meglio, e comunque questi milanesi secondo me sono stati presi in giro da un sindaco che è responsabile di quello che è successo, in prima persona. Vi saluto e grazie. Ma c'è anche chi dal balcone ha contestato la manifestazione, come un cittadino che peraltro viene oggi intervistato, abbiamo letto prima un'intervista. Però c'è un'altra telefonata e poi la parola a Gianni Tonelli. Pronto? Sì,
Sì, buongiorno, sono Marco da Varese. Prego. Io, niente, quello che mi chiedevo era un po' questo, cioè se non riescono, perché hanno le mani legate, a intervenire a bloccare questi personaggi qua, che poi alla fine, come si dice, sono figli di papà o sono ragazzi annoiati. Io non oso pensare a cosa può succedere quando di mezzo ci sono i veri terroristi, cioè quando arriva l'ISIS, quando arriva un certo tipo di terrorismo che su questa debolezza ci sguazza. E un'altra cosa, io mi ricordo quando è stato i servizi segreti, non so, 5-6 anni fa, a Milano hanno arrestato quell'imam che professava diciamo del terrorismo, e poi alla fine è intervenuta la magistratura e ha condannato quegli agenti dei servizi segreti, li hanno condannati e addirittura gli hanno dato sequestro di persona. Cioè qui ci troviamo ad avere a che fare con, diciamo, una parte della magistratura che tutela la delinquenza e una parte della polizia, di quelli che devono intervenire, che si trovano le mani legate. Cioè, quindi è una pazzia, è una forma di pazzia che non porta a niente. Grazie, abbiamo capito. Aggiungo, Tonelli, che come cittadino sempre a me mi ha colpito l'affermazione, la definizione anzi del Presidente del Consiglio, ma in fondo a Milano erano 4 teppistelli. Dal punto di vista delle forze dell'ordine erano teppistelli o gente organizzata? Ma adesso sa, con quelle 500 circa, dalle 3 alle 500 bombe carta, con questi nuovi prodotti, nuove Molotov che sono molto più insidiose, con tutta una serie, un armamentario che sembrava quasi tutto omologato. Pensate soltanto a quei bastoni che si vedevano, non è che ognuno se lo faceva, un teppistello improvvisato, uno sbalestrato che trovandosi gli dice sì, imbranchiamoci per andare a spaccare 2 vetrine. Mi sembrava che la cosa fosse abbastanza pianificata, insomma penso che sia sotto gli occhi di tutti. È, voglio dire, comodo sminuire in questa maniera. Molto bene. Comodo. Allora, chi vuole intervenire, ancora qualche possibilità di farlo, abbiamo ancora un po' di minuti, 02 66 20 35 29. Intanto lei ha accennato una cosa, prima. Se mi permette, prego, volevo dire, prego. Perché qui, guardate, proprio bisogna prendere consapevolezza di una cosa, che non è solo un problema di mani legate, ossia di impossibilità di intervenire e quindi possa essere fonte di frustrazione da parte nostra. No, qui è un problema di paura. Perché qui noi veniamo tutti i giorni, ogni asino che raglia finiamo alla sbarra. Qui tutti i giorni veniamo criminalizzati e quelli che potrebbero essere degli errori sanzionabili 10 si pretende invece l'agonia di piazza, la gogliatina o l'impalatura. Perché questa è la situazione. Se pensate che come SAP sono stato obbligato nella nostra proposta che verrà mandata a legge parlamentare, ci sono 2 punti fondamentali. Magistrati in piazza con noi per controllarci, in modo che vedano noi ma vedano gli altri, quindi è per difesa nostra, pensiamo questo, e le videocamere per difesa. Questi strumenti sono eventualmente chiesti in un paese normale da chi viene a contatto, da chi eventualmente subisce l'intervento dello Stato, dell'ente pubblico e quindi vuole essere garantito. Quando lo chiediamo invece noi per garantirci, per sicurezza, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, che il nostro non è stato sbalestrato, perché qui qualcosa non funziona veramente, siamo noi a chiederlo questo. 2 telefonate, 02 66 20 35 29, con noi Gianni Tonelli, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP. Pronto, buongiorno. Tocca a me? Prego. Parlo da Brescia. Qui ce ne abbiamo uno di centri sociali che sono all'avanguardia, diciamo così, no? Perché hanno preso uno stabile anni fa, parlo del magazzino 47, ascoltando la loro radio, quando vanno a fare le manifestazioni, raccomandano a tutti di tenere in tasca il fogliettino col numero dell'avvocato. Ci sono gli avvocati che fanno le cose gratis, no? Per loro che poi paghiamo noi. E non mi vengono a dire che la manifestazione c'erano i buoni cattivi, perché sono tutti insieme, li hanno protetti, si sono visti anche nei filmati, che quelli che si arrampicavano sui muri a scribacchiare anche in alto, e gli altri non gli dicevano niente. E poi, signor Cainarca, per via di Srebrenica, no, io l'ho sentita una notizia, poi è sparita dalla circolazione, che come si dice, il coso internazionale, non mi viene il nome, quelli che giudicano, che hanno fatto l'inchiesta e non c'è stato genocidio. Beh, questo è un altro discorso. A margine, adesso stiamo parlando di un'altra cosa. La ringrazio signora, però c'è l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
Buongiorno, senta, volevo chiedere una cosa al signore, Sì. al poliziotto. Tempo fa a me è successo che ho dei extracomunitari sopra la testa, no? Questi qua mi avevano allagato casa, vabbè, fa niente, bagnato sul balcone, hanno chiamato fuori la polizia perché io mi sono arrabbiata, sono andati su. Quando sono venuti giù hanno detto, signora, la signora ha detto che lei si è bagnata e poi è andata sul balcone, ha fatto la doccia e è andata sul balcone. Io subito sono rimasta di ghiaccio al poliziotto e ho detto, senta, ma sta scherzando? Fa no. E dopo ho detto, sì, ha ragione, guardi, io sono andata giù in cantina, ho preso una canna, l'ho attaccata da una qualche parte, non so dove ben precisamente, poi mi sono annaffiata, anzi, poi sono andata sul balcone, ho bagnato sotto, sopra, tutto il balcone, ho detto, ma lei sta scherzando? Ma fa, signora, questi signori mi sembrano ben integrati. Ho detto, beh, allora quelli che ne sono integrati cosa sono? Bene, adesso io eviterei però di entrare nella casistica individuale, se no non ne usciamo più. Volevo chiederle invece, Tonelli, un'altra cosa. Lei ha citato prima ha fatto qualche riferimento a quello che succede in altri paesi, e questo volevo chiederle più dettagliatamente. Si fa sempre riferimento all'Europa, no? Ce lo dice l'Europa, lo chiede l'Europa. In Francia, in Germania, in casi di questo genere, manifestazioni di piazza, contestazioni anche radicali e via dicendo, che strumenti hanno oggettivamente le forze dell'ordine? Allora, è tutta un'altra cosa. Se penso soltanto in Inghilterra, faccio un esempio, su un altro settore, le manifestazioni sportive quando volevano, hanno tolto addirittura il filo, la recinzione a fondo campo. Se uno si avvicina a un operatore di polizia e prova neanche a toccarlo, ma solo ad avvicinarsi con un dito, finisce per 6 mesi in galera. Allora, ma la stessa cosa se rompe qualsiasi cosa. Ci sono le celle di sicurezza dentro lo stadio e il giorno dopo viene il giudice e viene condannato immediatamente. Il problema è tutto un altro atteggiamento. Infatti io sto collaborando con un quotidiano nel quale sto cercando di mettere in contatto con i miei colleghi un po' nei vari paesi, in modo tale che possano, sotto quel profilo, dare un'idea di cosa succede. In Italia, dagli all'untore. In Italia, pensate quello che è successo l'anno scorso con la polemica anche molto forte che ho fatto col mio capo della polizia, quando diede del cretino ad un collega che diede una pedata che non aveva una capacità lesiva neppure di cagionare un'abrasione superficiale, dopo aver rischiato la pellaccia con ore di guerriglia urbana con persone che armeggiavano molotov e bombe carta. Benissimo. In quel contesto, voglio dire, sembrava che tutto il male, la negatività, si fosse concentrata sull'operatore di polizia. Allora, questo è, al di là delle norme singole, la volontà o meno di un sistema di reagire di fronte a situazioni. In un altro paese, quando le racconto ai miei colleghi, si mettono a ridere e a volte faccio fatica a raccontarle perché gli sembrano impossibili. Se io concepisco una norma in Italia nella quale, come quella del nuovo reato di tortura, in cui ieri avessi detto a una persona, non ieri, il 1° maggio, guarda, se non mi dici dove hai nascosto le molotov ti faccio passare un brutto quarto d'ora, quello era reato di tortura. Ma che stiamo scherzando? Cioè, da noi c'è la volontà di inibire nei fatti e anche normativamente l'operato di chiunque cerchi di portare la legalità in questo paese o mantenere un certo ordine, perché come ho detto prima sono le devianze al centro del sistema, non la brava gente. Quella signora che urlava, quella persona anziana diceva sparategli in testa, ma vuol dire è espressione di questo malessere, di questo disappunto. Non è assolutamente concepibile. Non solo, facendo riferimento al caso specifico prima della signora, non so se era di Brescia, voglio citare un fatto che è accaduto a me qualche anno fa, quando transitando in autogrill per andare a Roma mi ero fermato a bere un caffè per residenza fisiologica e per prendermi un caffè. All'ingresso vi erano numerosi nomadi che importunavano le persone in maniera pressante per un obolo, chiamiamo così, insomma, per un'elemosina, falsa elemosina, perché cercavano il contatto fisico, poi la strategia è quella normale, ai fini di un borseggio, di poter borseggiare le persone. Quando sono andato a prendere il caffè si lamentavano fortemente con il personale, ma perché lo permettete? E qualcuno, e la polizia cosa fa? Quando sono sceso giù, ho tirato fuori il mio tesserino dall'ispettore di polizia e ho detto: scusate, sono della polizia, qui dovete andare via, non potete stare qui a rompere il capo della gente. La pulizia, ma qui è già tutto pulito, non c'è mica bisogno di niente. Hai capito? E questi ti prendono in giro. Io ho dovuto prendere su, siccome non ero diviso, non avevo personale, ero in autostrada, quindi non è che potevo fare. Ho preso su, me ne sono dovuto andare via, da fare la figura del deficiente. La polizia, ma qua è già tutto pulito, non c'è mica bisogno della polizia, via, non c'è nessuno, già vedi, è tutto posto.
Beh, è eloquente. Questo è lo spirito che percepiscono perfettamente mascalzoni, delinquenti di ogni genere nel nostro paese, perché il sistema è forgiato, coniato, modellato, plasmato per i mascalzoni, non certamente per la brava gente. Allora, un paio di telefonate ancora, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Marco da Milano. Allora, io devo dire che da milanese sono molto seccato di sentire che la polizia fa la parte della vittima. Io le dico solo questo. Allora, quando tu vedi che i moduli che la polizia impiega sono moduli tipo stile G8, per cui hai delle vie che vengono tagliate in due, cioè di là c'è la devastazione controllata, come dice il prefetto, di qua invece c'è la terra che è protetta da reparti mobili, grate che sono molto alte, no? Allora, questo mi fa pensare, quando tu vedi che dalle grate a un certo punto hai che i battaglioni mobili finalmente si muovono e tagliano in due il corteo, per cui di qua restano quelli che spaccano tutto e spaccano tutto per circa 2 ore, di là c'è il corteo. Allora francamente questa cosa mi fa pensare, e poi io dico, ma è mai possibile che solo in un paese come l'Italia hai che il 100% delle questure hanno 1000 sigle di sindacati diversi, spesso in lotta, va bene, e che non risolvono nulla? Cioè, lei ha detto prima che sono stati spesi fino a poco tempo fa centinaia di milioni di euro per equipaggiarvi e poi ora mi dite sì, ma ne spendiamo solo 20 circa. Cioè, ma mi viene da ridere, cioè, ma 20 milioni di euro sono quasi 50 miliardi delle vecchie lire, ma dov'è che finiscono tutti questi soldi? E poi io dico solo questa cosa, cioè quando vi volete muovere siete bravissimi, ok? E fate di tutto. Poi c'è il prefetto, no, che decide sì, ma si può passare per certe vie, devastare le vie, ma devastazioni controllate, perché c'è il corteo che va controllato e salvaguardato. Ma dico, cioè, ma il prefetto che gestisce un organo massimo come quello del controllo di un territorio e di una provincia come Milano poteva benissimo decidere che quel corteo fosse fatto in una zona periferica, va bene, senza che ci fosse una devastazione controllata, come dite voi poliziotti. Cioè, ma questa cosa mi fa davvero ridere. E poi io le chiedo... veloce però. Ecco, sì, scusi un attimo, cioè, ma le case o le macchine bruciate, cioè, ma chi è che le ripaga? Cioè, ma il ministro vostro? Cioè, ma il comune? Cioè, ma voglio dire... Ma non ho capito se questo è un addebito alle forze di polizia cioè, o no. Io non mica ho perso capito. qualche puntata della No, chiacchierata. non ho capito neanche io se era una critica alle forze Anche perché la pressoché totalità del disappunto delle cose sul quale chi ha appena parlato ha mostrato disappunto sono le stesse che ho detto io, e il problema è proprio questo. Poi comunque se siamo in 100.000 in polizia, tanto per dire, se sono 15,8 milioni, fatta la divisione, poi iniziamo da vari tipi di divisa, perché poi c'è quella da volante, da ordine pubblico, la divisa d'ordinanza, ci sono le scarpe, i vari tipi di cioè, voglio dire, le divise sono infinità. Ecco, è sufficiente dover dire che se lui va in un qualsiasi negozio, anche in un discount, voglio dire, e va a comprare dei vestiti che si mette addosso, quanto viene a spendere per tutto? Almeno 1.000 euro le spenderà. Faccia 1.000 euro per 100.000, salta fuori cosa salta fuori? Cioè, uno si rende conto esattamente che 20 milioni di euro per 100.000 persone non sono niente. Appunto. Ma la stessa cosa vale per tutto il resto, cioè, il disappunto su quello che succedeva, ma voglio dire, è lo stesso disappunto che hanno mostrato e scritto sui giornali i miei colleghi anche oggi nelle interviste, quello che dico io, è identicamente, quindi forse era la chiave di lettura che viene dato, forse chi mi ha anticipato non si è perso qualche battuta. Le ultime 2 telefonate, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, Alberto da Brescia. Sono pienamente d'accordo su tutto quello che ha detto Tonelli. Io voglio poi però partire da un presupposto, che qui bisogna sempre andare alla base. Allora, per eliminare la delinquenza, eliminarla tra virgolette, ci vogliono delle leggi certe, ci vuole una pena certa, e non ci vogliono i giudici che vanno a trovare il cavillo per mettere fuori uno che ha rubato, uno che devasta, uno che fa questo e uno che fa quell'altro. Dunque io mi aspetto una cosa, con le prossime politiche, innanzitutto spero che ci sia un Presidente del Consiglio per una volta della Lega,
e che questo Presidente del Consiglio dica chiaro una cosa: se tu prendi 5 anni, secondo me il minimo di pena nel penale, a seconda dei reati, secondo me deve essere 5 anni senza sconti di pena. Se tu rubi ti becchi 5 anni a secondo di quello che hai rubato, se tu rubi e fai del male a qualcuno te ne becchi 10 di anni. Cioè questo è il discorso, non devono più esistere gli sconti di pena, perché se io prendo 5 anni, poi me ne scalano 3, poi me ne scalano 2 e poi c'è la buona condotta, cioè, la gente fa bene a fare i delinquenti in questo paese. Bene, l'ultima telefonata, grazie anche a lei, l'ultima chiamata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto. Buongiorno dottor Cainarca e buongiorno alla rappresentante delle forze dell'ordine, che mi piace moltissimo. Volevo dire 3 cose. Pronto? Sì, prego signora, buongiorno, prego. No, volevo dire, lei è sempre dolcissimo, Cainarca. Volevo dire che io, se fossi milanese, non sarei andata con le spugne a pulire, avrei voluto vedere il sindaco con sua moglie a pulire, il prefetto con sua moglie a pulire. E la definizione del presidente del Consiglio Renzi, che erano 4 teppistelli con il Rolex, sembra la sua fotografia. Perché? Perché quando lui ha detto a Letta stai sereno e gli ha pugnalato alle spalle e si è seduto sulla sua poltrona, quello vuol dire essere un teppistello. Le va bene? Politicamente parlando, e esuliamo diciamo da ciò che dicevamo prima, è un'opinione naturalmente. Comunque Tonelli, a proposito di reati di pene, va detto che recentemente il governo ha operato una maxi depenalizzazione, no? Su 112 reati. Ma vede, io farei un discorso molto duro nei riguardi a volte della nazione Italia, perché Montesquieu diceva ogni nazione ha il governo che si merita. Cioè, io se penso all'ultimo indulto nel quale furono messi 7.000 omicidi volontari fuori e ero in una trasmissione nazionale a schermagliare con il senatore, l'attuale senatore Manconi, allora era sottosegretario al Ministero della Giustizia e quindi ero uno dei promotori, metti fuori 7.000 omicidi volontari e li definisci poveri cristi, cioè gente che con coscienza e volontà ha preso un coltello e l'ha affondato nel ventre di una persona, o ha preso una pistola e ha sparato, con coscienza e volontà. Allora, se penso ultimamente tra quelli che sono decreti svuotacarceri e Severino e depenalizzazione, cioè qui c'è la volontà assoluta di non voler dare certezza alla pena, ma se non diamo certezza alla pena allora dobbiamo individuare delle nuove strategie, sciogliamo le forze dell'ordine e cerchiamo di fare le nuove forze che non sono dell'ordine, saranno quelle del disordine pubblico con tutti assistenti sociali, non lo so. E qui non c'è la volontà. Ieri in un quotidiano nazionale ho lasciato proprio ieri un'intervista nel quale facevo un esempio. A Bologna un mio collega 2 settimane fa ha arrestato una persona che aveva rubato merce per il valore di 600 euro, un extracomunitario lo aveva accompagnato davanti al giudice. Il giudice siccome era l'8ª volta che veniva arrestato e la 13ª volta che veniva denunciato, lo ha semplicemente condannato per il reato perché era in flagranza, e poi l'unica sanzione comunque era quella del foglio di via, cioè di abbandonare la città. In pratica gli hanno detto vai a rubare da un'altra parte. Allora ditemi voi che cosa possiamo fare? Mi faccio riferimento a quel cittadino prima che recriminava contro le forze dell'ordine, ma io che ci devo fare? Devo andare a prendere un collo nella bottiglia, rischiare di essere accusato di tortura o dire mi ha dato una sberla perché magari lui cercava di colpirmi con una spranga e quindi finisco sotto per torturatore, violentatore, Agustino, e per che cosa? Per poi far prendere un foglio di via a uno che gli dice vai a rubare da un'altra parte? Ecco, ultima cosa proprio in chiusura, Tonelli, perché lei l'ha citato 2 volte e forse non è ancora stato percepito nella sua interezza il peso del nuovo reato di tortura, no? Se ne è parlato così un po' superficialmente, in maniera direi giornalistica, nel senso deteriore del termine. Ma il nuovo reato di tortura va pesantemente a colpire le forze dell'ordine, con pene anche molto pesanti. Dal suo punto di vista, ultima valutazione che facciamo stamani, questo reato di tortura introdotto che si vuole introdurre nell'ordinamento penale, che effetti avrà concreti? Sono devastanti. Allora, intanto non è in questo modo la finalità non è assolutamente quella di voler sanzionare il comportamento di tortura, che viene già abbondantemente sanzionato nel nostro ordinamento. Basti pensare che per torturare una persona va sequestrata e già c'è l'arresto, più ci sarebbero le lesioni dolose, l'abuso in atti d'ufficio, la violenza privata e altro.
alla DS il problema fu per la prescrizione, quindi non un problema di diritto sostanziale ma di diritto processuale. Detto questo, voglio far presente che è un manifesto ideologico contro chi sviluppa una funzione pubblica e le forze dell'ordine. Nella sua concezione originaria, nel momento in cui fu presentata la proposta al Senato dal senatore Manconi, al senatore Manconi non interessava nulla se una persona, un extracomunitario, andava in una villa, sequestrava i nonni e strappava le unghie a un bambino per farsi dire la combinazione della cassaforte, o non interessava nulla perché era un reato che potevano commettere solo le forze dell'ordine e comunque il pubblico ufficiale. Non interessava nulla se io andavo in un paese del terzo mondo, rapivo delle persone, delle ragazzine, le schiavizzavo e le portavo in Italia e gli bruciavo i piedi per farle prostituire. Non gli interessava che io, se mi rivolgevo ad una persona e magari lo facevo col tono grosso, gli potevo cagionare un'acuta sofferenza psicologica. Faccio appello a tutti gli psichiatri e gli psicologi che in questo momento sono all'ascolto per dire se è possibile quantificare. In una lesione fisica io posso, tramite un esame obiettivo, vedo le tumefazioni, le abrasioni, le lacerazioni e fare una verifica su quello che è stato un traumatismo. La stessa cosa se uno lamenta di aver patito dei colpi, faccio un esame del sangue, si chiama CPK, e in funzione dell'enzima che trovo, che viene prodotto dai muscoli a seconda dell'entità del trauma, sono in grado di sapere quanta energia si è scaricata su quel fisico, su quel muscolo. Quindi sono in grado di quantificare. Ma quella psicologica è impossibile, è una cosa assurda. E salta fuori che se Falcone dice a Borsellino, tra l'altro, devo andare di corsa per cui non posso entrare troppo nel tecnico, sì. Se Falcone avesse detto a Borsellino nel momento in cui interrogava un mafioso, guarda, digli che gli facciamo passare un brutto momento se lui non collabora, è istigazione. Questo sarebbe reato di istigazione, anche se non accolta. Ossia, se io e lei, scusi, non le voglio mancare di rispetto, siamo due pedofili e io le dico, prendi quella bimba, fai dei gesti che non devi e poi uccidila, e lei non lo fa, non è reato. Se siamo due mafiosi è la stessa cosa rispetto ad uccidere una persona. Se invece sono un poliziotto, dico guarda male, quello lì, perché sta rompendo le scatole a tutta la gente per la città, non riusciamo a fare, quello diventa istigazione. Istigazione alla tortura. Ecco, benissimo. Siamo in questo paese, quindi è chiaro che questo significa che quel reato non è assolutamente finalizzato a sanzionare i comportamenti di tortura che sono già sanzionati e ben devono essere in un ordinamento civile, ma questo non ha nulla a che vedere con il reato di tortura. Questo è un manifesto ideologico contro le forze dell'ordine sotto la falsa bandiera di civiltà. Io ringrazio Gianni Tonelli, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Magari avremo anche sicuramente, anzi, modo di risentirci su altre questioni. Intanto buon lavoro e grazie. Grazie mille a voi, grazie infinite. Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a Gianni Tonelli, segretario, lo ripeto, del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, che potete trovare anche facilmente su internet, sap-nazionale.org. E buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet.